Avrebbero effettuato attività private durante l'orario di lavoro due funzionari dipendenti del comune di Montecchio Precalcino che sono stati denunciati dalle Fiamme Gialle di Vicenza contestualmente ad un'impiegata del comune e a un geometra esterno. È il risultato dell'operazione Doppio Gioco avviata lo scorso anno dai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, che avrebbe documentato una serie di illeciti a carico dei due indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato, falso in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio. I funzionari, con qualifica rispettivamente di architetto e geometra, avrebbero gestito pratiche personali durante l'orario di lavoro, conferendo solo formalmente l'esecuzione di lavori del valore di oltre 25.000 euro ad un geometra esterno, anch'esso denunciato a piede libero per concorso in truffa aggravata a danno dello Stato. È un'indagine partita ancora l'anno scorso, su cui eravamo a conoscenza dell'indagine. Oggi è arrivato questo articolo che ci dà delle delucidazioni su cui non sapevamo nulla. Non avevamo assolutamente a conoscenza di nulla e ufficialmente in comune non è ancora arrivato nulla. Stiamo prendendo le notizie, dagli organi di stampa. I due funzionari inoltre avrebbero rivelato gli argomenti della prova d'esame ad una impiegata assunta poi a tempo indeterminato grazie ad un concorso pubblico. La donna è stata denunciata a piede libero dai finanzieri per essersi avvalsa di notizie d'ufficio che dovevano restare segrete. Specialmente per quanto riguarda la parte del concorso, noi siamo assolutamente tranquilli da questo punto di vista, perché nel concorso è stata fatta massima trasparenza. Su questo proprio nessunissimo dubbio. Abbiamo fiducia negli esiti della magistratura, come giustamente rimaniamo comunque garantisti per quanto riguarda l'eventuale colpevolezza dei dipendenti accusati. Insomma. I due funzionari, presentando le dimissioni dal loro incarico in prossimità dell'interrogatorio di garanzia del GIP, hanno evitato l'interdizione dai pubblici uffici richiesta dalla Procura. Le somme però indebitamente guadagnate e parte dello stipendio sono stati sequestrati dai finanzieri. Sì, si sono dimessi dall'ente e onestamente avevano già altre offerte di lavoro i due dipendenti, per cui hanno preso la scelta delle dimissioni. Questi funzionari sono conosciuti in paese e su cui noi come amministrazione abbiamo sempre avuto la massima fiducia. Attendiamo comunque l'esito delle indagini per capire come porci anche noi senza nessun problema e nella massima trasparenza. Detto questo, la tranquillità dei cittadini sta nel fatto che comunque stiamo lavorando per risolvere questa situazione con i dipendenti, insomma.